No, ma dai, questa me la devi spiegare, no, ma stai bene, per carità, ma perché? Perché è già freddo. Cosa ci hai messo in Quindi testa? quando è freddo io vado alle terme. Perché, Oh. no, veramente pronta con la cuffia, Sì. sotto c'ho il costume, basta. E quindi, ma cosa ti fa ridere? No, per Ma carità. avevo fatto anche la canzoncina, dai! Sì, la canzoncina, La cioè? canzoncina, sballo gesenatico, Ah, con vabbè. questa cuffia, sì. Sì. Beh, comunque, insomma, a Montegrotto si può andare alle terme e noi facemmo tutta una web series proprio sulle terme di Montegrotto, spiegando tutto. La trovate su italiaslowtour.it. Vabbè, certo, allora le terme di Abano e Montegrotto sono la stazione termale più grande d'Europa e c'è di tutto, le acque particolari, benefiche, salutari, trattamenti terapeutici ed estetici, la fangoterapia, l'idrochinesiterapia, Ecco. e chi ne ha più ne metta e si metta a fare tutte le c'è tutto, le cure. si vede tutto anche sul sito Italia Slow Tour, abbiamo fatto la web series. Allora, sì, poi ci sono i dintorni. Vogliamo dimenticare i dintorni? No. Non si può dimenticare i dintorni perché c'è il parco naturale dei Colli Euganei, ragazzi, bellissime passeggiate meravigliose, con 1700 specie botaniche. Poi ci sono le bellezze culturali e artistiche, le ville venete, vogliamo dimenticarle? No, anche No. quelle le trovate su Italia Slow Tour, le dimore storiche, santuari, monasteri, borghi medievali. E poi ci sono le passeggiate, 30 percorsi per il trekking, no? Chi vuole passeggiare, io preferisco stare alle terme, però se proprio volete passeggiare, ecco. E poi ci sono naturalmente passeggiate a cavallo, il golf, anche quello io l'ho praticato, non ho preso mai niente, e altri tipi di sport. Ma il golf non è che col golf prendi gli uccellini che volano, Sì, devi prendere le sì, buche, capito? Io sì, Vabbè. quello che passa. Comunque cerca di interpretare il paesaggio. Sì. Se vedi dei vigneti, se vedi degli uliveti, non ti viene in mente che poi quel territorio è ricchissimo di prodotti tipici legati al territorio. Se magna. Sì, in altre parole, se magna, vai. Ma è anche, e quindi cosa si mangia? ma è anche turismo, guarda, perché allora puoi andare a visitare naturalmente le aziende agricole, le cantine, i frantoi. Allora, per esempio, Tu le hai visitate tutte. Insomma, ci ho provato. Allora, per esempio, ci sono dei vini che sono incredibili, come il Serprino, il Cabernet, il Fior d'Arancio Doc CG, e poi per carità l'olio, non dimentichiamo l'olio extravergine d'oliva, le farine macinate in un certo modo, il miele. Vabbè, senti, diciamo il nome del sito che è appunto www.experience. Ma no! Si pronuncia experience. Beh, si pronuncia, ma si legge e si scrive Esperienze. Esperienze. Sì. abanomontegrotto.com. Vabbè, dillo bene, L'avete capito? experienceabanomontegrotto.com. Esperienze. Sì, vabbè. Così lo capite bene. Vabbè, Comunque, no, ricordiamo che durante il periodo natalizio ovviamente ci sono di delle iniziative tutto, particolari figurati, e poi siamo molto vicini a Padova e quindi capito appunto tutto quello che abbiamo detto l'altra volta di Padova si Certo. collega. Bene, posso andare quindi alle terme? Va bene, la prossima Sì. volta si va alle terme. Cambiati cuffietta se ce l'hai. Perché? Perché si potrebbe andare anche in dirigibile. Perché sì, dopo 171 anni in qualche modo torna il dirigibile. Ci sono 3 aziende, 2 europee e una americana, che stanno producendo di nuovo dei grandi dirigibili. Lo faranno con i pannelli fotovoltaici, sarà tutto un dirigibile fotovoltaico. Tutto ecologico. Perché fai una cosa del genere? Certo, Strano. allora innanzitutto è sicuro perché i dirigibili sono alimentati ad elio e quindi è un gas se non esplode infiammabile. tutto. Sì, è vero. Si sì. risparmiano emissioni proprio Sì. perché, come dici tu, sono totalmente ecologici e saranno utilizzati questi dirigibili un po' per il turismo e un po' anche per il trasporto di carichi eccezionali, dai! per arrivare in luoghi particolarmente, diciamo così, inaccessibili. Ma senti,
se ti ricordi, Sì. noi abbiamo fatto la sigla su mia ispirazione. Abbiamo fatto la sigla di Lupo Solitario proprio su un dirigibile. Noi eravamo su un dirigibile, non c'eravamo, ma facevamo finta di essere su un dirigibile, e quindi c'era anche nella sigla. E quindi figurati, il dirigibile è un mio sogno. Ti ricordi la conduzione del Lupo Solitario, regia di Paolo Beldì, Sì, il nostro amico, ci siamo divertiti con Vito, vabbè. Comunque senti, forse è meglio aspettare davvero il dirigibile, perché nel 2023, dicembre soprattutto naturalmente, quindi affrettati per fare i biglietti, il costo dei biglietti per volare sarà molto aumentato, guarda caso che novità, soprattutto per i collegamenti con l'Europa, ci sono i rincari maggiori, e anche per esempio per la Sicilia. Vabbè, vai avanti con la prossima notizia. Parliamo di Basilicata. Sì. Perché ci dimentichiamo sempre della Basilicata, un No. posto meraviglioso, selvaggio, un posto veramente degno di essere visitato. Allora, sui colli di Pietragalla ci sono i palmenti, che sono fin dal 1800, sono di queste strutture, di queste strane costruzioni che servivano per produrre il vino, no? Per fare il vino, e sono visitabili, io le ho viste, e poi da Pietragalla si può percorrere un percorso che è stato organizzato eccetera fino ad Acerenza, e questo percorso è importantissimo perché tanto è fantastico, cioè ci sono delle bellezze incredibili, ma si arriva ad Acerenza, che è la città, diciamo, della sua cattedrale. La cattedrale io l'ho raccontata anche per un mistero particolare, perché nella cattedrale forse c'è appunto la tomba di Dracula. Comunque c'è qualche cosa che potete andare a vedere sul sito, anche sul mio sito nomadizziamoci.it, e vedete appunto questa storia che sta attraendo un sacco di turisti. Questo è vero. E poi naturalmente la Basilicata è tanto, c'è per esempio una fondazione, la Fondazione Accademia Ducale, che organizzerà con uno sforzo incredibile dei concerti veramente a livello internazionale. Per esempio il concerto del 2024 sarà appunto diretto da Shlomo Mintz, e poi il 23 dicembre a Potenza, Calogero, Palermo, sempre l'ensemble Accademia Ducale presentano le stagioni di Nunzio Ortolane in prima nazionale, quindi è veramente Basilicata, dai. La prossima tu non ascoltare, se no mi accusi sempre di parlare di mangiare. beh. Lo dico in confidenza. Allora, sta esplodendo la Val di Chiana Senese, è proprio è di moda a livello gastronomico, è pazzesco, perché allora il ristorante Osmosi di Montepulciano ha preso la sua prima stella Michelin, È vero. invece il ristorante Castello di Fighine ha confermato la sua stella. 5 pecorini del caseificio Cugusi hanno ottenuto premi al World Cheese Awards, e poi c'è il vino nobile di Montepulciano di Cantine Dei, che è stato incluso nella top 100 di Wine Spectator. Insomma è un posto bellissimo, ma anche buonissimo. Insomma, il turismo della Toscana è fondamentale. Se poi andando giù nella Val di Chiara Senese passate anche per Firenze, potete fermarvi a vedere le Ville Medici che io ho raccontato in un filmato. Sì, sempre su Italia Slow Tour, Ville Medici, e ci sono io che racconto. Sì. Vi ricordo, certo, che il 6 dicembre sarò alla fiera di Roma, a questa che è appunto dell'editoria indipendente Più Libri Più Liberi, e vi aspetto alle 19. Venite, perché vi racconterò tutto su appunto tutta un'altra storia. Ci saranno i libri, ci sarà anche il libro, quest'ultimo che ho fatto sulla dea che crea l'uomo, e poi appunto tutta un'altra storia. Ma visto che tu fai alla autopromozione, nuvola. io vorrei fare motopromozione, perché vado in giro in moto per fare Slow Tour Padano. Slow Tour Padano va in onda al sabato su Rete 4 alle 15:30. 15:30, fondamentale. Quindi, guardate. sì. A proposito, in questo sito Italia Slow Tour andate a vedere anche il capitolo convenzioni. Ci sono delle novità ogni tanto, sconti, possibilità varie. Sì, le ho prese. Ecco, l'ultima riguarda Sicily by Car. Ce l'ho presa. Potete noleggiare dei mezzi tradizionali o anche elettrici a un prezzo speciale, e in questa stagione Sicily by Car
ha introdotto dei nuovi modelli nella propria flotta. Bene, interessante. Che hanno le gomme da neve, questo è importante. Benissimo. Infatti. Sentite, andate a vedere, anche a sentire soprattutto, appunto, Pronto chi viaggia di Lomar Radio con un collegamento dall'Egitto. Sì. E con questo abbiamo finito. Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Cosa fai col cappello in con il testa? podcast, perché è il cappello di Slotur Padano. Dio santo, sì, si fa pubblicità.